Abbiamo vinto la scommessa, sono davvero felice, questo era uno dei miei obiettivi di programma, lo abbiamo realizzato, prima di lasciare la regione abbiamo voluto il progetto, il finanziamento, l'avvio della gara d'appalto, oggi è realizzata e quindi avrò il piacere di portare i miei nipoti e di dire qui dove una indecorosa costruzione assolutamente non omogenea al contesto architettonico e monumentale, oggi c'è un'ampia piazza che riqualifica il quartiere. Ricordiamoci che siamo a 2 passi dalla Torre del Vescovo, dal Bastione degli Infetti, dal Monastero dei Benedettini, dalla chiesa di San Nicolò l'Arena, quindi questa è la Catania settecentesca con il vecchio Santa Marta che deve essere rivalutato e valorizzato. Nei miei progetti dovevo ospitare gli uffici della sovrintendenza, spero che rimanga invariata quella destinazione. Insomma, è la prima opera di bonifica urbanistica, di riqualificazione urbanistica che viene compiuta a Catania, credo nell'ultimo mezzo secolo. Non posso che essere orgoglioso da uomo di governo e da catanese. La sua espressione guardando la piazza dice tutto. Sì, ma immaginate il primo giorno quando si è cominciato con l'escavatore a demolire l'edificio. Eravamo nel 2001, io venni da Presidente della Regione per seguire i lavori del Genio Civile al quale va il nostro apprezzamento e oggi vedere questa realtà è davvero bello. Fra qualche anno spero che si riuscirà anche a completare la riqualificazione del vecchio Santa Marta e poi non dimentichiamolo, siamo a 100 metri dall'istituendo Museo dell'Etna, altra opera che ho voluto nel dismesso ospedale Vittorio Emanuele. Una parte andrà all'Università di Catania, una parte andrà all'Accademia di Belle Arti, una parte ospiterà il primo vero grande museo destinato al vulcano Etna.